Pranzo di Natale alla Mensa della Solidarietà di via Gioieni, organizzata dall'Associazione Cuochi di Agrigento, che ha visto la presenza anche del vescovo della città Alessandro Damiano. Gli chef hanno provveduto alla preparazione del pranzo insieme alle suore della comunità a Porte Aperte, con i 3 master chef d'eccezione Salvatore Formica, Giovanni Mangione e Lillo De Fraia, che per l'occasione hanno preparato una grande torta di ricotta fresca per gli ospiti della comunità. Parole di conforto verso queste persone sono state rivolte anche dal vescovo Don Damiano, che ha anche evidenziato il meritorio lavoro svolto ogni giorno da chi tiene aperta la mensa in una realtà complicata e difficile come quella di Agrigento. Bravi! Con questo taglio della torta ci auguriamo di nuovo giorni sereni, una festività serena, guardando al sorriso dei bambini, di tutti i bambini, al sorriso del bambino Gesù. Auguri a tutti. Grazie, viva Gesù bambino. Un Natale Santo possa veramente riempire la nostra vita di gioia, serenità e pace. Buon Natale! Auguri! Grazie a tutti di essere oggi qua. Noi dell'associazione Chiamo Cuochi d'Agrigento oggi siamo stati onorati di essere a vostro servizio e spero che tutto quello che abbiamo preparato è stato del vostro gusto. Dobbiamo essere in tanti, ma tanti lavorano perché il periodo è quello. Sono felice di condividere questi momenti con voi. Grazie a tutti. A voi, grazie. Grazie.